domande o vado a braccio? Allora, direi che siamo stati sommersi dall'intensità e dalla fisicità di Cantù, probabilmente più abituata di noi a giocare 3 partite alla settimana, e è finita come era iniziata, cioè con una grande intensità di Cantù, grandi rotazioni dalla panchina di Cantù, tutti hanno fatto canestro, penso, sì, 39% da 3 punti, noi abbiamo fatto una delle... però devo essere sincero, a volte ci sono partite nelle quali puoi ribaltare il mondo e non succede assolutamente niente. Cantù ha fatto sempre canestro, ha giocato benissimo, dobbiamo scordarci questa prestazione, non dobbiamo assolutamente piangerci addosso, ma abbiamo una settimana per preparare Torino e dobbiamo pensare già da subito alla partita in casa contro Torino, per noi è molto molto importante. Domande? Come dire, la cosa che l'ha più stupita è l'intensità difensiva o queste soluzioni? No, noi come al solito quando non ci fanno giocare in attacco abbiamo grossi problemi, perché non riusciamo a capire che invece che forzare un tiro e palleggiare sul posto bisogna ribaltare il lato e andare avanti. Purtroppo è un nostro difetto dall'inizio della stagione, se lo portiamo avanti e quando succede, come è successo parzialmente con Milano e via dicendo, oggi completamente, non solo perché la fisicità difensiva era più o meno la stessa e ci impediva di fare qualsiasi tipo di gioco offensivo, ma anche perché soprattutto contro Milano gli esterni di Milano non avevano fatto canestro e noi avevamo difeso discretamente bene. Oggi invece gli esterni di Cantù e i lunghi di Cantù ci hanno massacrato, perché poi alla fine quando sbagliavano prendevano il rimbalzo in attacco e insomma una partita da considerare ma da non piangerci addosso assolutamente, perché se ci dovessimo piangere addosso per una partita che perdiamo, per carità, dobbiamo assolutamente resettare martedì, ripartire e avere già considerare questa partita per quello che di positivo ci può dare, cioè lavorare sui nostri difetti e sui nostri errori, ma assolutamente pensare già a Torino. Domande? Grazie. Grazie a voi.